Quest'olio su tela di Giovanni Bellini è noto anche con il titolo L'estasi di San Francesco ed è legato alla storia mistica del santo di Assisi, che durante un periodo di preghiera si isolò su una montagna, dove come premio per la sua purificazione ricevette direttamente da Dio le stimate. In questo dipinto il pittore diede una versione nuova dell'evento, perché a differenza delle più canoniche rappresentazioni dell'accaduto, Dio non è stato raffigurato, rendendo più intimo e personale l'evento mistico, e nonostante la natura spirituale del fatto, che include un incontro con Dio, la scena mostra un'ambientazione terrena, e oltre a Dio, il pittore non ha ricostruito altre figure mistiche spesso presenti nelle iconografie di questo evento, come gli angeli, così come non sono stati dipinti i raggi divini che spesso segnano i legami tra il santo e Dio, che invece erano ricostruiti in molte rappresentazioni riguardo questa leggenda aurea. San Francesco è mostrato in piedi e che poggia diretto sulla terra, sconvolto per ciò che gli sta succedendo. Ha la testa e lo sguardo alzato verso il cielo, mentre in buona parte delle iconografie di questa storia è ritratto in ginocchio e in alcune è in elevazione. E come in buona parte delle opere riguardo questa leggenda aurea, il protagonista contempla il creato, che in questo quadro è rappresentato nel paesaggio intorno a lui, curato nei particolari di natura geologica e botanica, senza dimenticare la presenza animale, e nonostante l'aspetto spirituale dell'opera, prevale il mondo terreno. La scena infatti non è priva di un lato spirituale, ma l'ambientazione è anche dimostrazione delle novità rinascimentali del naturalismo e nel voler dipingere un paesaggio più reale, ma il creato viene elogiato anche nelle attività umane, come la pastorizia. Ma questo dipinto è stato visto da molti negli ultimi anni come un esempio riguardo le contemporanee idee che vedono in San Francesco un ambientalista ante litteram, in quanto la natura è vista come la casa di Dio, sia dal santo che dal pittore e da buona parte di coloro che osservano e che hanno visto quest'opera. In questo quadro non mancano alcuni elementi spesso presenti in queste iconografie su San Francesco, come la grotta, che spesso era vista come un luogo interno di riposo e meditazione, prodotto dalla natura, dunque da Dio stesso, ma in questa versione sembra più uno studiolo e un pergolato la separa dall'esterno. Si nota la presenza di un teschio, immagine molto diffusa nelle icone riguardo San Francesco che riceve le stimate, e come in tutte le iconografie su questo evento, rimane il senso di allontanamento dalla società, svolto dal santo per elevarsi spiritualmente. La società è rappresentata da questa città murata, che è stata identificata con Asolo, un paese in provincia di Treviso, dunque un'ambientazione veneta e non umbra, come l'ambientazione della leggenda aurea originale. Spero che questa analisi vi sia piaciuta e arrivederci ai prossimi video.